Devo dire che l'ho inseguita per parecchio tempo, nel senso artistico e professionale del termine, che qualcuno potrebbe pure pensare che faccio lo stalker, assolutamente no, me ne guarderei bene, ho anche una reputazione da salvaguardare, ma ci tenevo Perché questa cosa? Aspetta, non ho particolarmente. capito dove siamo. Volevo Ah, perché arrivare all'invito di quest'ospite che sei stato leggermente no, pressante? no, 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 non sono mai pressante, però avevo mandato dei messaggi e lei appunto mi ha spiegato che questi messaggi su Messenger non li legge ed effettivamente molti non li leggono, ma poi l'occasione è stata ritrovarci in una tavola rotonda sul Ah, futuro del cinema siciliano a Monreale, al Festival del Cinema Italiano. Lì ovviamente siamo subito entrati in sintonia, in amicizia e le ho subito chiesto se voleva essere mi sento un ospitata attimo Maria e De Filippi e intervistata. quindi Riccardino, Loredana ha accettato l'invito? Loredana Cannata appena Ciao. arrivata su Radio In. Ciao, buongiorno. Ho accettato l'invito. Vedi, no, Con perché molto piacere, grazie. per come l'hai raccontata ho avuto qualche dubbio e quindi mentre siamo ancora in collegamento soltanto in streaming, perché in questo momento alla radio c'è la musica, quindi fra 1 minuto e 30 ti ripresenteremo anche per chi potrà ascoltare, dovrà accontentarsi soltanto della tua voce, ma In anche radio. in radio. Sì, è questo stavo dicendo, quindi ti ripresenteremo. Quindi hai ritrovato poi a posteriori questi messaggi di Ivan che erano rimasti lì? Sì, e mi è dispiaciuto molto perché appunto ricevo tanti messaggi anche Beh, di persone che non conosco e se dovessi leggere, perché se leggo poi mi spiace non rispondere, ma non posso rispondere a tutti, e allora ho preferito questa linea. Ogni tanto vado a dare un'occhiata e meno male, insomma, che ed così è ho giusta potuto... questa linea, Loredana, perché è una linea protettiva comunque per Sì, un'attrice del sì, tuo calibro. Io non nascondo la stima davvero che ho nei tuoi confronti, poi magari grazie. parliamo in FM dei suoi lavori, dei suoi impegni da Facciamo la attivista. presentazione con l'istituzionale? Dai, Assolutamente. passiamo in FM e la facciamo subito. Dopo John Legend continuiamo il nostro appuntamento di Open Day Cinema su Radio In. Ivan Cinardo ed Eliana Chiavetta staremo con voi ancora fino alle 11, ma ci siamo riservati una super ospite per questo momento della mattinata. La nostra galleria si arricchisce, Loredana Cannata, di ospiti a cui teniamo molto, di ospiti importanti. Siamo molto orgogliosi di talenti siciliani, per cui davvero è un gran Benvenuta! piacere averti con noi. Grazie, grazie per l'invito, davvero. Devo dire che hai lavorato con tantissimi registi, da Ospetec a Sorrentino, ma c'è una serie che mi è piaciuta tantissimo, che era Un caso di coscienza con Sebastiano Somma. Lì veramente Sì, mi sei sì, piaciuta tantissimo, sei molto performante. È un grazie. po' vedendo il tuo curriculum artistico, mi piace molto ricordare gli esordi della tua carriera. Sei stata folgorata dalla figura di Marilyn. Sì, da piccola è cominciato tutto così, tutto con una piccola foto di Marilyn e su quella piccola foto ho costruito tutta la mia vita. Sembrava folle e meno male però che ci ho provato. Poi la formazione in accademia e poi una fetta importante del tuo profilo artistico costruita oltreoceano. E oltreoceano, beh, ho seguito dei corsi, Esatto. ho fatto delle esperienze, però poi insomma la mia vita, il mio lavoro è qui, almeno per ora, perché comunque ho sempre avuto una visione, diciamo, internazionale e infatti c'è adesso un progetto su cui sto lavorando che deve essere fatto in inglese, perché comunque purtroppo è una realtà di fatto, l'inglese è la lingua che arriva in tutto il mondo e quindi a me interessa parlare di cose per me importanti e che possano arrivare al più alto numero possibile di persone e l'inglese è un mezzo per fare questo.
Ho avuto l'onore e il privilegio di starti accanto qualche settimana fa durante il nostro piccolo talk con la mascherina al Festival del Cinema Sì, Italiano. Voglio dirlo pubblicamente, sei bellissima, proprio acqua e grazie, sapone. Questo ovviamente grazie. è un aspetto da non trascurare rispetto ai maquillage che usano molte dive e molte attrici. E a proposito di diva, mi sono letto un po' di tue interviste, di dichiarazioni. Tu Ah, hai dichiarato che ti senti un'antidiva. Perché? perché a me non piace la mondanità, non mi piace frequentare, odio quando devo, come dire, acchettarmi con tacchi, abito e un trucco e un parrucco, diciamo, fatti in un certo modo per partecipare a delle cerimonie, degli eventi. Non vedo l'ora di tornare a casa quando è così, amo la comodità, la libertà e quindi in questo senso, ecco, non sono una diva che ama queste occasioni, che ama prepararsi per queste occasioni, È assolutamente. curioso perché poi potrebbe essere proprio quell'immagine che uno può associare a quella foto di Marilyn che bambina invece ha fatto scattare in te la scintilla. Sì, è che la cosa che mi fece innamorare di Marilyn era la luce che veniva dal suo viso e dal suo sorriso, e era quella luce lì, quindi al di là delle apparenze, poi di tutto il glamour, è stata la sua luce. Questo ovviamente, ecco, la tua semplicità e il tuo essere, tra virgolette, antidiva ti ha portato a sposare delle campagne importanti. Tu sei una volontaria, sei un'attivista. Mi piace molto ricordare la campagna Vegan Beauty realizzata dagli animalisti italiani. Fra poco vedremo anche uno spot, scusami, su Facebook. Lo vediamo subito, che Sì, dici? magari. Lanciamo un brano alla radio, c'è Blanco con Blu Celeste, ma noi approfittiamo della nostra diretta streaming in C'è video tutto sulla l'amore pagina per di gli animali Facebook. manifestato da Loredana. Esatto, andiamo lì e così possiamo vedere anche insieme questo video. Quando Fuffi è arrivato era il regalo più bello del mondo e tutti lo coccolavano e giocavano con lui. Ma poi, col tempo, le pipì, l'abbaiare, l'estate, Fuffi è diventato un peso di cui liberarsi. E così è finito in un canile. Ora ha un numero di matricola per riconoscerlo fra gli altri cani presi o regalati con troppa leggerezza e poi abbandonati, condannati al carcere senza aver commesso reati. Prendere un cane è una scelta seria, piena di responsabilità e felicità. Ma se sei pronto e hai deciso di avere un amico accanto per tutta la vita che ti amerà più di se stesso, allora non lo puoi mica comprare. Il tuo migliore amico ti sta già aspettando in un canile. Vieni a cercarlo. Ehi, ricordatevi che in molti canili ci sono anche i gatti che aspettano di trovare la loro casa. Molto Io lì ho coraggiosa, fatto sì. anche la regia, io sono stata per 3 anni volontaria in quel canile, era uno Esatto. spot per promuovere l'adozione di animali anziché l'acquisto e quindi ecco io sono un'attivista che fa le cose, quindi non partecipo solo a delle campagne, mi capita certo di partecipare solo a delle campagne di sensibilizzazione, ma poi sono anche attiva nel quotidiano, nelle azioni, anche se adesso è da un po' che non vado al canile e sto pensando di tornare perché un volontario in più significa per diversi cani il poter uscire e passeggiare dove è possibile perché la situazione di tanti canili invece è drammatica e quindi io uso il mio lavoro, per me è un mezzo per parlare di cose per me importanti. Io devo confessarti, tu appunto sei direttore del centro sperimentale, quindi io penso tu sia un grande amante del cinema, per me il cinema è una grande passione ma non è la mia ossessione, io non sono una cinefila che conosce tutti i film, tutti i registi, amo il cinema e lo uso per cose che per me sono importanti e per quella che è la mia ossessione, e cioè capire cos'è la vita e fare qualcosa per dare il mio contributo, per contribuire all'evoluzione di questa umanità.
e al miglioramento della vita su questo mondo per tutti gli esseri che ci sono. E mi dai il gancio? Sì, ho un assist per l'ultima domanda, che era quella della meditazione. La facciamo subito lì in FM. E dopo aver ascoltato questo Blu Celeste continuiamo a rimanere in questa atmosfera di grande anche intimità, sì, mentre stiamo chiacchierando con Loredana Cannata in collegamento con noi, e c'è un'ultima domanda. Sì, l'assist me l'ha dato proprio Loredana quando parla del senso della vita, no? Tu fai molto yoga, molta meditazione, stai portando avanti anche questo progetto che è Quantum Power Life, ne vuoi parlare? Sì, molto volentieri. Ecco, come dicevo, la mia ossessione fin da piccola era capire che cos'è la vita, chi siamo noi, e sembra che non sia possibile, e ci hanno sempre detto che è impossibile saperlo, come mi rispose mia madre da piccola quando glielo chiesi, invece no. Io cominciai una mia personale indagine e ricerca andando a vedere in tutti gli ambiti, nelle religioni, nella fisica, e vi devo dire che a ben cercare le risposte alle grandi domande dell'umanità sono già su questo mondo. È la cosa più rivoluzionaria che posso dire ora, è che è una consapevolezza, una conoscenza che anche uomini e donne di scienza stanno divulgando, e la connessione che esiste fra la nostra coscienza e la realtà. Noi siamo stati abituati sin da Cartesio a pensare che la nostra mente non avesse nessun collegamento col mondo fisico, invece non solo ha un impatto sul mondo fisico, ma addirittura ha un'azione di creazione, e da qui si cambia prospettiva, da qui cambia tutto, da qui possiamo veramente riprendere in mano la nostra vita, e sono delle conoscenze indispensabili in questo momento di grande caos, di grande paura, perché ragionando in termini di energia, tutto è frequenza e vibrazione, ci dobbiamo rendere conto che noi siamo immersi nelle vibrazioni e nelle frequenze di paura, di rabbia, di stress che l'intera umanità sta emettendo in questo momento. Per riuscire a surfare su queste onde distorte dobbiamo noi riprendere in mano la nostra vibrazione e quindi mettere in atto delle cose per alzare il nostro livello vibratorio. Quindi la meditazione, ad esempio, è quello che calma le nostre onde, cambia le nostre onde cerebrali, che in genere sono in beta alte, significa sono delle onde molto incoerenti e di grande stress. Lo yoga, passeggiare nella natura, insomma dobbiamo noi riprendere in mano il controllo della nostra vibrazione attraverso diverse cose molto piacevoli da fare. Qual è il primo step? Hai anche, non so, un testo da consigliare per avvicinarsi, un blog, qualcosa? Ho il mio sito www.quantumpowerlife.com, dove spiego questa prospettiva, che poi vi devo dire è una consapevolezza che si sta allargando in tutto il mondo a grande velocità. Io appunto parlo inglese e vi devo dire che all'estero sono un po' più avanti rispetto a questa conoscenza, e grazie alla mia capacità di capire ormai anche, come dire, le persone che parlano molto velocemente in inglese, ho avuto accesso a delle conoscenze che posso tradurre in italiano, e quindi il primo passo potrebbe essere questo: andare a dare un'occhiata nel mio sito, e poi adesso sto sviluppando il canale YouTube per dare dei consigli pratici per migliorare davvero la propria vita e contribuire così a rendere questo mondo migliore. Giuro che non era concordata questa cosa, Loredana, puoi ammettere, ma mi ha molto affascinato un po' questo pensiero così anche un po' metafisico e quasi un po' irreale rispetto a alla frenesia quotidiana. Ecco, Loredana ti invita a fermarti, fare le passeggiate immerso nella natura e rivedere un po' quella frase: gira gli occhi su te stesso prima che sul mondo. Assolutamente sì, bisogna partire da noi stessi e dall'amore per noi stessi, perché in realtà non c'è molto amore per se stessi, ci parliamo e ci offendiamo, ci diciamo delle cose che magari difficilmente diremmo a qualcun altro, ci trattiamo male. Dobbiamo partire dall'amore per noi stessi e veramente dalla conoscenza di certe dinamiche della realtà, del mondo fisico, che si stanno svelando man mano. Grazie per questa mano verso anche la felicità, insieme alla consapevolezza che ci hai
teso sì. in questo momento. È un risvolto... Promettici che ritornerai a parlare di queste cose Molto di cui c'è volentieri. tanto bisogno in futuro. Potremmo anche vedere appunto qualche video di quelli che caricherai Sì. su YouTube, insomma fare anche un percorso di questo tipo, fa Molto bene a volentieri. tutti. Grazie. Grazie a te Loredana Cannata per essere stata con noi. Ciao, buona Grazie, giornata. Loredana, grazie. Ciao a tutti.